Bene, buonasera. Buonasera a tutti, credo che possiamo cominciare. Grazie innanzitutto di aver accettato questo invito ad essere con noi questa sera. Come dico sempre per chi fosse oggi qui per la prima volta, ogni giovedì a quest'ora in Casa dei Carraresi c'è una conferenza, il ciclo si chiama I Giovedì della Cultura, ogni settimana cambia l'argomento, quindi avete la possibilità, se a quest'ora siete liberi, se vi fa piacere, di venire ad ascoltare una conferenza su temi ogni settimana diversi. Il programma completo, quando scendete, lo trovate in libreria ai Carraresi, chiedete pure alla collega che è in cassa che vi darà volentieri una copia del programma. Il tema di questa sera è legato alle tradizioni popolari venete. Se mi dà il libro lo facciamo vedere qui bene. Ecco qua. Abbiamo ospite il professor Daniele Marcuglia, che è l'autore di questo libro, Le tradizioni popolari venete, storia ed evoluzione, di cui ci sono anche delle copie giù in libreria per chi fosse magari interessato, dopo aver ascoltato la conferenza, ad approfondire attraverso appunto la lettura del libro. E inoltre, per chi oggi è libero anche dopo cena, questa sera alle 20:45 all'Auditorium di Santa Croce, l'ex chiesa di Santa Croce nel quartiere latino, c'è un bellissimo concerto in occasione della patrona della musica Santa Cecilia, di cui domani ricorre appunto la celebrazione, e abbiamo Lucio Degani che è il primo violino dei solisti veneti insieme a Ferdinando Mussutto al pianoforte. C'è un concerto che è gratuito, offerto appunto dalla Fondazione Cassamarca alla città, e abbiamo un programma di musiche di Corelli, Dvorak, Jubei, Massenet, Liszt, Bazzini, Codali e De Sarasat. Quindi se qualcuno di voi ha piacere, alle 20:45 c'è la possibilità anche di assistere questa sera a questo concerto. Due parole per presentare il nostro ospite, che ringraziamo di essere qui con noi questa sera. Il professor Daniele Marcuglia è laureato in storia all'Università Ca' Foscari di Venezia con una tesi sulla feudalità trevigiana tra 500 e 600 ed è laureato anche in scienze religiose presso la Facoltà Teologica di Padova. È abilitato all'insegnamento di filosofia e storia e insegna nei licei trevigiani. È appassionato di storia e microstoria, soprattutto della Repubblica Serenissima, e si dedica da diversi anni allo studio di lingua, usanze e tradizioni popolari veneti, con la convinzione che per un popolo non esista un futuro senza conoscere il proprio passato. Tiene spesso conferenze di storia ed è autore anche di vari volumi, primo dizionario illustrato italo-veneto, viaggio tra le tradizioni popolari venete, insomma, e molti altri titoli. Con lui stasera c'è anche Daniele Zanette, e ci presenteranno appunto questo lavoro e soprattutto ci aiuteranno magari a conoscere qualche cosa in più sulle tradizioni appunto della nostra regione. Bene, non voglio portare via altro tempo al relatore, grazie ancora di essere così numerosi anche questa sera e speriamo appunto di rivedervi anche giovedì prossimo. Grazie, allora buonasera a tutti. Io sono appunto il professor Daniele Marcuglia. Volevo presentare a fianco a me Danilo Zanetti, per chi non lo conosce, penso che molti in realtà lo conosceranno. Danilo Zanetti è uno storico editore con alla libreria Montebelluna, ma oltre che editore è mi piace definirlo un promotore culturale, insomma, perché davvero da molti anni è impegnato in tutta una serie di iniziative, in tutta una serie di libri, di corsi, se non conoscete ancora la sua libreria, la libreria Zanetti a Montebelluna, vi invito ad andarla a trovare, perché appunto non è solo un negozio di libri, è molto di più, insomma, ecco. E infatti io lo ringrazio anche perché ha creduto in questo progetto di cui adesso vi parlerò stasera, insomma, che sì, è sfociato in un libro, ma in realtà questo, ecco, non è un libro tipo un romanzo, insomma, è una raccolta di una serie di ricerche che da anni, insomma, io con altre persone portiamo avanti. Nelle immagini iniziali vi ho messo una ragazza, Chiara, che è una mia collaboratrice, che col costume tipico del gruppo folcloristico trevigiano. Ecco, visto che parliamo di tradizione, anche qua per quei
penso che molti lo conosceranno già, ma a Treviso da molti anni esiste un bellissimo gruppo con cui io mi onoro di collaborare, il gruppo folcloristico trevigiano, che porta avanti canti, balli, lingue, eventi della nostra tradizione, e che ha, secondo me, quella cosa spettacolare che loro hanno, lasciatemi usare questo termine, è che coinvolgono tutti, è che ci sono persone di tutte le età che fanno parte del gruppo, e per cui Chiara, che è una mia ex studentessa, adesso laureata, adesso che fa tante cose, insomma è partita da bambina a 5 anni, entrando nelle primule del folklore, che sono proprio i bambini che si ritrovano a fare queste cose qua. Ecco, così vi mostro, insomma, che le altre persone, anche se non sono presenti qua, che da anni collaborano con me con queste ricerche, quella che vediamo, insomma, alla destra dell'immagine con la fisarmonica è Francesca Gallo, trevigiana, grande costruttrice di fisarmoniche, cantante lirica, promotrice anche lei di molti eventi culturali, l'unica donna, tra l'altro, attualmente adesso in Italia a costruire per intero fisarmoniche dall'inizio alla fine. Quindi, insomma, ecco, io sono fortunato di conoscere queste persone e di collaborare con loro, anche perché sennò da solo non riuscirei a fare quel poco discreto che riesco a fare, non lo so. Allora, detto questo, entriamo nel merito, appunto, quindi parliamo di tradizioni popolari venete, e dopo vedremo anche se sono solo venete o non solo. Ma allora, prima di tutto, insomma, di cosa stiamo parlando? Di una ricerca di tipo etnografico, ok? Di questo si tratta, quindi io sono appassionato da anni di queste cose, e quindi il mio tempo che io faccio l'insegnante, come hanno già detto prima, insomma, insegno storia e filosofia al Liceo Duca degli Abruzzi, attualmente qua di Treviso, e quindi quando posso, insomma, e a volte cerco di coinvolgere anche i miei studenti in questo tipo di ricerche qua. Che cos'è una ricerca etnografica? Ecco, il grande antropologo di inizio Novecento Malinowski diceva che l'etnografo che lavora sul terreno deve con serietà ed equilibrio percorrere l'intera estensione dei fenomeni in ogni aspetto della cultura studiata. Quindi praticamente si tratta, lui lo intendeva all'inizio del Novecento, come saprete c'era la grande, come dire, espansione degli antropologi che andavano a studiare le altre civiltà indigene, ritenuti ancora all'epoca, ecco, dei primitivi, per cui insomma si intendeva in quel senso là. Ecco, io penso che abbiamo un mondo grande che va visto, che va studiato, che va girato, che viaggiare sia fondamentale. Penso anche però che prima di tutto bisognerebbe conoscere la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione. Anche perché sì, le persone che vengono qua, ecco, vorrei, se mi permettete prima così, di sfatare un mito che a volte mi viene detto, ma allora se tu ti interessi del dialetto, della storia, delle nostre tradizioni di Treviso, del Veneto, allora hai una mentalità chiusa. No, signori, io penso di avere, e le altre persone che collaborano con me lo fanno proprio in questo senso qua, cioè quando noi, sto pensando a, ecco, tra le varie iniziative che così mi è capitato di fare in questi anni, ho fatto qualche anno fa, non so se Danilo, non mi ricordo se l'ho già raccontata, ho tenuto un corso di cultura trevigiana e veneta per immigrati che lavoravano qua a Treviso. Quindi quando ancora le province esistevano ancora integralmente, dopo sono state decapitate, come sappiamo, insomma oggi non organizzano quasi più niente, ma ecco, una decina di anni fa la provincia di Treviso aveva messo in piedi questo corso qua, quindi stiamo parlando, tanto per capirci, di un corso per donne che andavano a fare le badanti ai nostri anziani, stiamo parlando di un corso di operai nell'edilizia e un corso sì di gruisti o comunque insomma ecco in quel settore là, e loro hanno ritenuto, uno potrebbe dire ma cosa c'entrano le tradizioni popolari del Veneto a sta gente qua che deve imparare un mestiere che viene da tutt'altra parte del mondo, non saranno interessati, sarà una forzatura. Invece no, cioè ho avuto delle soddisfazioni enormi, erano più interessati, lasciatemelo dire, di molte persone, magari venete doc o molti giovani, insomma, nati e cresciuti qua.
Perché? Perché quando si va, come nel loro caso venivano dall'Africa, dall'Asia, dall'altra parte del mondo, quando si va in un luogo, almeno io sono fatto così, sono curioso, voglio sapere la lingua, la storia e come vivono, che tradizioni hanno, che feste usano, quali sono i loro costumi tipici, eccetera, eccetera. E così queste persone, insomma, ecco, erano molto interessate a questo, con episodi anche curiosi per cui mi dicevano sì, mi hanno detto che qua io devo imparare italiano, ma qua nessuno parla italiano, tutti parlano dialetto veneto. Allora anche là ho capito che quindi loro quando sono venuti qua, spesso succede ancora adesso, hanno questo impatto qua per cui insomma ecco il dialetto diventa, questo è importante, la lingua della comunità. Insomma, ecco, per cui insomma credo che sia un patrimonio che comprende molte cose, tra cui naturalmente la lingua, i costumi, eccetera, eccetera. Ma cos'è la tradizione? Anche qua c'è un altro luogo comune per cui dice i tradizionalisti sono quelli che hanno una mentalità vecchia, che vogliono insomma ecco sì, vivere, questo dico discorsi che sento anche a scuola da ragazzi in giro, ecco, pensano di vivere ancora nell'Ottocento tutte queste cose qua. No, allora qua c'è un altro mito da sfatare, insomma, ecco, un grande intellettuale, musicista come Gustav Mahler diceva che tradizione è custodire il fuoco e non adorare le ceneri. Che cosa vuol dire questa cosa qua? Che se io rimpiango il passato, tanto il passato non torna, state tranquilli, non torna. E come dico ai miei studenti, importante studiare la storia, ma noi non viviamo nell'800 d.C. con Carlo Magno, nel 1500 o nel 1915 quando l'Italia è entrata nella Prima Guerra Mondiale. Noi viviamo oggi. E allora studiare la storia, studiare il nostro passato, studiare la nostra cultura, insomma, ecco, a vari livelli, cultura di trevigiani, veneti, italiani, europei, chi più ne ha più ne metta, ok? Cioè va a cerchi concentrici, quindi si parte dal piccolo, la mia famiglia, la mia comunità locale, il mio paese, la mia città, la mia provincia e dopo si va sempre più, ci si allarga sempre di più, doverosamente in questo tempo, insomma, nel quale viviamo. Però ecco, io dico sempre, se noi andiamo a fare un viaggio, per fare un viaggio bisogna avere una valigia dove abbiamo le cose essenziali, perché se andiamo in giro per il mondo e non abbiamo quello che ci serve, ecco, andiamo male. E così, insomma, ecco, il nostro patrimonio è come fare un viaggio, però dove ci portiamo dietro quello che siamo, nel bene e nel male. Ecco, non è che una volta, anche qua, una volta, adesso se adesso. Quindi, però, ripeto, conoscere, studiare, ecco, e partecipare anche, perché tutte queste feste, questi riti di cui potrei parlarvi per ore, ma state tranquilli, non lo farò, ecco, questa sera, e hanno tutti una dimensione comunitaria. Questa è la cosa importante. Per cui, ad esempio, quando si parlava prima, insomma, con la dottoressa della fondazione che organizza, quando le persone magari dicono beh, ma se c'è la diretta Facebook sto a casa e mi guardo dal computer, ma non è la stessa cosa, mi spiego, venire di persona, partecipare e dopo io sono disponibile anche se qualcuno avrà domande, dubbi, cioè siamo qua a fare un momento comunitario anche noi questa sera, insomma, ecco, io stesso quando vado a una conferenza dopo vorrei fare delle domande e dopo dicono il tempo è scaduto, tutti a casa, io ci resto male, ma come, avevo una domanda da fare, quindi lasceremo tranquilli per chi lo volesse ovviamente qualche minuto per delle domande, interventi da fare. Allora, praticamente questo studio, questa ricerca etnografica è una ricerca portata avanti da decenni ormai, ripeto, da me, ma anche da molte altre persone che mi danno una mano, di feste, di riti, di usanze nella regione veneta nel senso più ampio possibile del termine, cioè
Cosa voglio dire? Le tradizioni venete non sono presenti soltanto dentro i confini amministrativi della Regione Veneto, mi spiego, ma sono molto più estese, anche perché noi storicamente, io sono laureato su quello, sulla storia della Repubblica Veneta, insomma quella conosco, insomma conosco meno altre cose ovviamente. E quindi la Repubblica di Venezia o Repubblica Serenissima aveva uno Stato che andava, quello di terraferma come minimo dall'Adda all'Isonzo, quindi arrivava il fiume Adda a pochi chilometri da Milano e arrivava fino all'Isonzo. Ecco, qualche anno fa Danilo ci siamo messi in testa con altri amici di prendere le biciclette e fare proprio un giro dall'Adda all'Isonzo in bicicletta. L'abbiamo fatto, abbiamo pubblicato anche una guida, insomma, ecco, del percorso di chi avesse il coraggio di farlo come abbiamo fatto noi, insomma, ecco, perché ad esempio questo tipo è uno studio, anche questo un'esplorazione, io lo chiamo cicloturismo storico, quindi quando si va in bicicletta si ha un'altra attenzione, certo anche quando si va a piedi ancora di più, si possono vedere da vicino le cose, però a piedi non si fanno tantissimi chilometri, no? A meno che uno non sia super maratoneta. Ma voglio dire, la bicicletta invece secondo me ti dà quella giusta dimensione là. Per tornare però, non voglio divagare, insomma, per tornare al tema, quindi queste tradizioni, ma insomma sono le tradizioni di una volta o sono le tradizioni di oggi? Ma esiste ancora la tradizione veneta o tradizione di altre regioni, insomma, perché oggi ci viene detto oggi è tutto cambiato, il mondo è completamente diverso, non c'è più niente, dobbiamo rassegnarci, insomma, ecco. Ma allora, per esempio, a me capita di scoprire che alcune tradizioni, ve ne cito una delle tante che sono contenute dopo in questa raccolta, insomma, che si intitola Le tradizioni popolari venete. Quella del portar maggio. In cosa consiste questa tradizione qua? Il 1° maggio, ma anche, allora, non ho detto che quindi questo lavoro come viene portato avanti, come è stato portato avanti. Certo, ricerche bibliografiche, ricerche di altre persone che si sono occupate di queste cose, ma soprattutto interviste, ricerca diretta sul campo, e le interviste, lasciatemi dire, sono la cosa più bella, dispendiosa come tempo, per carità devi trovare le persone giuste, ma la più bella per chi fa questo tipo di ricerche qua. Perché? Perché le persone che ho intervistato io, soprattutto persone di una certa età, per il semplice motivo che avevano tutta una serie di esperienza di vita, insomma, ecco, di queste cose, e quindi queste persone, quando bisogna metterle a proprio agio, chi ha fatto questo tipo di ricerche ci testimoniano sempre questa cosa qua, no? E allora dopo, quando una persona, magari all'inizio ti dicono no, ma no, è robe di una volta, non mi ricordo mia sai, ho passato tanti anni, non mi ricordo più. Allora bisogna, ecco, provare a, sì, più che insistere, bisogna mettere a proprio agio l'interlocutore, e allora dopo vengono fuori veramente delle cose bellissime. Ad esempio stavo dicendo, questo portar maggio è la tradizione per cui la sera del 1° maggio, ma anche gli intervistati mi hanno detto tutte le sabati sera di maggio, si andava a fare un rituale particolare di corteggiamento. Ecco, vedo che ci sono anche alcuni giovani qua presenti, quindi si andava a pacattarsi amorosa, se disea, no? Ecco, ma quindi questo corteggiamento non veniva fatto come oggi, ahimè, lasciatemi dire, attraverso i social o altri mezzi, ma veniva fatto in un modo particolare, cioè si andavano a portare delle rose, dei vasi di fiori, dei cancelli, e si mettevano davanti alla casa della persona a cui si voleva portare questo messaggio, ok? Quindi ogni oggetto, aveva un significato simbolico preciso, quindi rosa, sposa. Ok, il biancospino, la pianta del biancospino voleva dire alla ragazza, ma anche alla sua famiglia: sei una persona spinosa, dovresti aprirti un po' di più, essere più aperta, insomma. Ecco, le noci, per esempio, il ramo di noci non era un bel segnale, perché il proverbio che stava dietro era quando stanose te batterà, un moroso te cattarà, cioè quando andrai a cogliere le noci dall'albero, ecco, ti troverai un fidanzato
fidanzato, come per dire passerà molto tempo, no? Quindi insomma sembra una cosa bizzarra, sembra una cosa, ma in realtà aveva tutto un significato ben preciso. E dopo tutti i testimoni mi hanno detto che quindi alla mattina si alzavano presto i familiari per cercare di togliere queste cose davanti a casa, perché potevano essere anche delle cose sconvenienti. Ecco. E questa tradizione, insomma, io almeno nella nostra così pianura del Veneto l'avevo data per persa, insomma, ecco, se non che appunto, per esempio facendo una ricerca recente in Istria è emerso che la fanno tuttora. L'Istria è una regione storicamente veneta, anche se oggi, come sappiamo, non fa neanche parte dell'Italia, è suddivisa addirittura tra Slovenia, Croazia e un piccolo pezzettino Muggia, a dire il vero, è in Italia, ecco, della penisola istriana, ma storicamente è una regione veneta dove si parla l'istro-veneto. Insomma, io ho partecipato a un progetto di ricerca, un ponte tra Veneto e Istria, che si è concluso proprio un mese fa, insomma molto fresco, e quindi là mi sono reso conto, ecco, che forse per trovare tradizioni del Veneto bisogna andare fuori della regione Veneto. Mi sto convincendo sempre di Anche più di nei questo. paesini di montagna. Sì, ecco, in montagna, grazie Danilo del suggerimento, quindi nella realtà qua della nostra pianura veneta c'è stato, per tutta una serie di motivi, l'industrializzazione, lo sviluppo urbanistico smisurato, lasciatemi dire, eccetera, eccetera. Questo è venuto a incidere profondamente nelle abitudini delle persone, che sono cambiate, che si sono snaturate e che quindi non seguono più molti rituali. Mentre in zone di collina e soprattutto di montagna sono zone più conservative, dove si mantengono di più. Ad esempio l'altopiano di Asiago dei 7 Comuni, ho fatto anche là negli ultimi anni una serie di ricerche, là ci tengono moltissimo, guai a toccare le loro tradizioni. Ecco. In ogni caso, tutte queste tradizioni, tutte queste feste, tutte queste usanze, che cosa mi hanno fatto capire? Che resta fondamentale il bisogno di comunità. Perché? Perché allora queste ricerche di cui vi sto parlando, su cosa vertevano? Quindi le feste tradizionali mese per mese, quelle che io ho chiamato tradizioni antiche che non vuol dire che sono tutte scomparse, alcune esistono ancora, e come, tipo il panevin. Il panevin qua nel Trevigiano, come ben sapete, è una tradizione antichissima, una tradizione addirittura pre-cristiana. Bisognerebbe parlare qua di tutti i rituali del fuoco che appunto ancora prima del cristianesimo i nostri antenati paleoveneti e non solo accendevano, insomma, come scopo propiziatorio, quando appunto in occasione del solstizio d'inverno, ad esempio, o per l'Epifania poco dopo, oppure i fuochi di San Giovanni, mi riferisco al solstizio estivo. Quindi insomma, ecco, queste tradizioni portano avanti davvero dei riti ancestrali antichissimi, che se li perdiamo, cioè voglio dire, avremo la responsabilità storica dopo millenni di avere buttato via, insomma, ecco, tutti questi aspetti qua. E tutti hanno un aspetto comunitario. Questo è il problema fondamentale, secondo me, oggi. L'individualismo, il fatto che ognuno sta chiuso in casa propria, voi no, perché siete qua per fortuna, e mi complimento con voi che siete venuti questa sera. Ma la maggior parte delle persone sono chiusi in casa, anche i miei figli, come molti ragazzi oggi, sono chiusi nella loro cameretta con i loro smartphone in mano, e voglio dire, dopo lo dico anche queste cose anche a scuola, dopo lo usano anche per studio, lo usano, cioè non è che voglio dire che bisogna buttare via tutto, sarebbe impossibile. Oggi non possiamo più uscire da questo mondo qua. Okay? A livello filosofico, ma magari ci troveremo un'altra volta a parlarne, e siamo profondamente immersi oggi nell'età della tecnica. Quindi se anche uno dicesse basta, io voglio buttare via tutto, tornare come una volta, non è più possibile, insomma, dobbiamo convivere e dobbiamo cercare, insomma, ecco, di vivere al meglio in questo mondo qua. Ma dicevo, ci sono anche le tradizioni, quelle che io ho chiamato tradizioni popolari moderne, che sono i mercatini,
i pali, le rievocazioni storiche, le feste dei prodotti tipici, che anche quelle uno potrebbe dirmi, ma queste non sono le vere tradizioni, il vero patrimonio storico etnografico. Beh, insomma, sono comunque dei momenti dove tante persone si trovano insieme e questo è già tanto, quei tempi che corrono, si trovano insieme per acquistare dei prodotti, per vendere cose fatte con le loro mani, per degustare i prodotti tipici enogastronomici di un territorio. La cultura passa anche e la tradizione passano attraverso anche l'enogastronomia, io sono convinto di questa cosa qua. Dopo qualcuno dice: ma quelle sono solo delle mangiatoie", ma insomma, intanto ci sono vari tipi di sagre, io giro naturalmente anche le sagre, ogni volta cerco, non tutte ovviamente, ma cerco di vedere se hanno messo qualcosa di culturale, oltre al fatto di mangiare e bere in compagnia. In qualche caso sì, in altri casi no. Ecco, dopo questa ricerca parla anche del dialetto, come abbiamo visto prima, come abbiamo detto poco fa. Ecco, per esempio in un libro recente che mi è arrivato a scuola, manuale di antropologia, hanno messo, Danilo, il dialetto veneto a grave rischio di estinzione. Mi non so se sia proprio così o no, insomma, ecco, mi sento che tanta gente ancora lo parla, certo che i giovani fa fatica, quel sì. Ad esempio un mio alunno sedicenne mi ha detto poco tempo fa: prof, ma io non ho mai parlato il dialetto", ma lo ha detto con rammarico, mi spiego, non per dire non voglio saperne. "I miei genitori non me l'hanno insegnato, faccio fatica, non riesco a parlarlo". E quindi io gli ho risposto testualmente: "Guarda che te fa ancora ora, insomma, te gasse d'esami", ecco. Perché? Perché dietro le parole, e anche questo è il patrimonio storico etnografico che noi abbiamo, dietro ogni parola c'è una storia ben precisa. Non so, se noi diciamo, ecco, per esempio, dopo questo lasciatemi dire, molto spesso oggi il Veneto viene italianizzato, un po' è inevitabile, signori, parliamoci chiaro, ed è naturale ed è anche normale, e fa vivere una lingua, perché una lingua che non si evolve diventa una lingua morta. Però voglio dire, se noi mangiamo, ecco, se uno ha sempre detto el pirón, e disi pirón, perché te da dire a forchetta? Perché dietro la parola pirón c'è una storia ben precisa, deriva dal greco piruni, forcina, forchetta, e che i veneziani hanno importato da Bisanzio, da Costantinopoli, quindi hanno importato la parola, attenzione, e anche l'uso di mangiare con la forchetta. Insomma, c'è una commedia del Cinquecento di Andrea Calmo dove uno dei personaggi dice: "Oh, come mi spiace mangiare alla veneziana con il pirone". È scritto proprio così, no? Perché? Perché evidentemente gli altri nel Cinquecento la maggior parte di persone mangiavano ancora con le mani, insomma, no? Ecco, quindi, ma questo è solo un esempio, potremmo farne centinaia di esempi di parole della nostra, insomma, lingua o dialetto, non voglio entrare nelle polemiche, insomma, ecco, del Veneto. A dire il vero, i linguisti dicono che il Veneto è una lingua con tanti dialetti. Mi spiego, perché c'è una koiné comune, c'è un sostrato comune, per cui insomma uno da Verona che parla in veronese con veneziano si capisce bene, tutto sommato, o anche uno da Rovigo con uno insomma da Vicenza, però dopo ci sono naturalmente le varianti e ci mancherebbe, lungi da me di dire di uniformare tutto, insomma, ecco, quindi è molto ampio questo concetto qua. Dopo mi sono soffermato sui proverbi, sui detti tipici, sui canti. Ecco, il canto è fondamentale, insomma, ecco, e quindi alcune volte in questi incontri qua faccio venire appunto la mia amica Francesca Gallo che canta ed esegue con la fisarmonica da par suo, insomma, lei è bravissima, i canti della nostra tradizione. Il canto è importante. Adesso se si vergogna di cantare, o guai, non si può cantare in pubblico, uno viene ciapato per matto, ma il canto è espressione appunto di cultura, espressione. E dopo, per esempio, vi porto un esempio che è venuto fuori in questa ricerca, perché dopo anche là c'è la polemica al giorno d'oggi, ma queste cose sono legate a un mondo dove, insomma, ad esempio, le donne venivano sfruttate, un mondo patriarcale. Allora bisogna anche un po' sfatare, secondo me, certi miti. Per cui è indubbio che un tempo molte donne
lavoravano moltissimo, non venivano valorizzate e non avevano ruoli di primo piano, su questo non c'è dubbio, però per esempio qua nel Veneto, lasciatemi dire, già a fine 600 avevamo avuto una donna laureata, Elena Lucrezio Cornaro Piscopia, che viene ritenuta la prima donna laureata al mondo, in un lavoro che ha fatto Nuto Revelli. Per chi non lo conosce, Nuto Revelli era un ufficiale degli Alpini, ha fatto la campagna di Russia cuneese, non era veneto, lui veniva da Cuneo, e dopo ha fatto la resistenza, insomma, con la sua brigata partigiana, e lui ha intervistato centinaia e centinaia di persone, uomini e donne, e la sua raccolta dove ha intervistato le donne l'ha intitolata L'anello forte. Altro che anello debole, altro che noi contava niente femmine, no, il proverbio dice l'uomo tie in piedi un cantone a casa, ma donna che ne tie in piedi altri 3. Quindi evidentemente, insomma, non è che una volta non sapessero riconoscere l'importanza delle donne. E dopo vi citerò anche un esempio curioso su questo. Ecco, l'emigrazione, accennavo prima a questa cosa qua, ecco, è fondamentale perché, quindi, prima parlavo dell'immigrazione, quindi persone che vengono da altri continenti qua nel Veneto e che vogliono, insomma, ecco, integrarsi appieno in questa cultura. Una volta, mi ricordo qualche anno fa, ho incontrato una ragazza che è venuta, insomma, da me al lavoro dove lavoravo e, insomma, e parlava, insomma, un veneto proprio molto perché sta chi le vegnesta a parlare e allora la ditta l'ha fatta, però l'accento era strano e non capivo. Gli ho detto: ma scusa, posso chiederti, ma tu, una ragazza giovane, avrà avuto 20 anni, forse anche meno, ma tu da dove vieni? Sì, beh, mi stavo a parlare di San Martino, Rio San Martino di Scorzè, dove c'è la San Benedetto, per capirci. Mi stai là per San Martino, però mi sono rumena. Ah, ecco, adesso ho capito perché l'accento era un po' strano, ma vi assicuro che questa parlava il veneto meglio di me. Lei mi ha detto: io sono arrivata qua da piccolissima e non so se è stata adottata, ok, insomma, così mi ha insegnato a parlare. Ma per carità, benissimo, insomma. Le varie feste e usanze nel corso dell'anno, che troverete anche per chi avesse voglia di leggere dopo il libro, si parla di queste feste qua. Non c'è il tempo ovviamente adesso di analizzarne una per una, ma ad esempio vi faccio solo l'elenco: a gennaio il Bonin Bonanno, i riti del primo dell'anno; San Bovo, quando si benedivano le stalle, insomma il Panevin, che questo penso conosciate un po' tutti; dopo nel mese di febbraio il Carnevale, la Madonna Candelora. E dopo anche qua mi viene detto: ma di solito mi fanno 2 domande, non vorrei anticipare le vostre domande, ma uno, sono riti, feste, usanze religiose o profane? 2, sono solo del Veneto o anche le troviamo simili in altre regioni? La risposta è, in entrambi i casi, è nel senso più ampio possibile. Cioè, la distinzione tra sacro e profano l'hanno fatta gli studiosi, insomma è una distinzione secondo me anche un po' artificiosa, nel senso che una popolazione, una comunità esprime una festa, esprime un'usanza, una tradizione, un modo di festeggiare dove c'è del sacro e del profano insieme, mi spiego, quindi non vanno divisi, separati, secondo me, questi due aspetti. Perché? Perché per esempio che ne so, nella Madonna Candelora, certo che è una festa religiosa, la presentazione di Gesù al Tempio, però dopo la benedizione delle candele, il portare a casa le candele, il metterle sopra il caminetto, la stua, la stube, quel che l'è, e accenderle in occasione di temporali, quindi dopo innesca, fa riferimento a tutto, a moltissimi aspetti, insomma, di un patrimonio culturale, folclorico, scaramantico, vogliamo anche dire, certo, possiamo dirlo, ecco, di una popolazione. Nel mese di marzo, quindi, si parla del battimarso, battar marso, quando si batteva e si batte ancora in certi territori per cosa? Per scacciare l'inverno, per augurare l'arrivo della primavera. Del processo a Veccia, qua a Treviso, ogni anno abbiamo al Ponte Dante il gruppo folcloristico trevigiano che, come questo penso proprio saprete già, organizza questo grande processo a Veccia dove
Giove, che cosa si fa? È il giovedì di metà Quaresima, si interrompe, diremo, la Quaresima, il digiuno tradizionale di Quaresima, per fare anche qua un fuoco, un rito propiziatorio dove questa veccia viene bruciata, ovviamente dopo anche qua la veccia o il vecchio. In realtà le ricerche che ho fatto io mi dicono che in molti casi si bruciavano entrambi, o un anno la veccia, un anno il vecchio, quindi non è che si vuole, anche qua non è una cosa antifemminista questa qua, è un volere porre fine alle cose negative dell'anno per migliorarsi, ok? Quindi, come saprete, alla veccia, il fantoccio ovviamente della veccia, vengono date le colpe, ad esempio qua a Treviso, se la giunta comunale ha fatto qualcosa che non andava bene. Il sindaco ogni anno è in prima linea e vedo che ascolta con attenzione, non so se ha proprio paura davvero di quel che dice, però insomma ascolta con molta attenzione. Ecco, e dopo via così, adesso non vi annoio con l'elenco, ma tradizioni pasquali, San Marco, il Portarmaggio, Erogazione, San Giovanni, San Piero, amare la leggenda di Amare de San Piero, la festa della Trebbiatura, il Redentore e via così. Un Gotto de Vin il 1 agosto, non so se questa la sapete, è tradizione nel Veneto che il 1 agosto a digiun se beve un Gotto de Vin per mandar via i maianni. Ecco, e quindi ad esempio quando lavoravo in azienda anni fa, prima di fare l'insegnante, nessuno sapeva, e allora io ho portato questa tradizione e dopo tutti quanti là a bere il Gotto de Vin, insomma. Addirittura un giorno sono arrivato e mi hanno detto: ma come non hai portato il vino? Erano già tutti pronti, insomma, a farlo. Ecco, ripresa della tradizione. E le sagre del paese, la vendemmia. Ecco, adesso siamo a novembre. Abbiamo passato da poco San Martino, il famoso San Martin. A San Martin è il mosto Sefavin, ma anche a San Martin si sposa a Fioia del Contadin. Perché era così importante San Martino? Perché in occasione del giorno di San Martino terminavano i contratti agrari, che di solito erano annuali, e quindi ogni famiglia, stiamo parlando di famiglie di mezzadri, insomma, ok, non proprietari ovviamente terrieri, vedevano in quell'anno rinnovarsi o no il contratto agrario, e quindi se non glielo rinnovavano dovevano far San Martin, che voleva dire partire con il carro, con tutto quello che avevano, e andare in cerca di altri campi da lavorare, di un'altra casa da abitare e un altro padrone, insomma, che li ospitasse e dasse loro lavoro. Ecco, e dopo ci sono tutte le tradizioni natalizie. Ecco, magari prima di leggere così alcune testimonianze voglio dare la parola a Danilo, che lui ha di solito qualche intervento interessante. Allora, io andrei su particolari un po' tipo degli esempi pratici, no? Lui è stato molto sul generico perché ha parlato del suo libro in cui la prima parte è fatta nel tempo, da gennaio a dicembre cosa succede, poi ha parlato invece di singoli argomenti, dal dialetto alle feste, eccetera. Ci sono però alcune caratteristiche che fa piacere sempre sentirle, perché quelli che hanno la mia età magari se le ricordano, qualcuna magari la nomino solo, tipo Estampa dei Martondei, il Batar il Formente, il Batar Mars, che lui ha già nominato, il Porcel de Sant'Antoni. Il Porcel de Sant'Antoni magari in città non esisteva, ma il Porcel de Sant'Antoni era un maiale che veniva dato per le famiglie, e ogni famiglia lo teneva una settimana, e tanti pensano che sia Sant'Antonio da Padova. Non è Sant'Antonio da Padova, è Sant'Antonio Abate, che era il protettore dei lavori dei campi, dei contadini, e questo qua veniva allevato, alla fine veniva portato al parroco o veniva dato in beneficenza, oppure i Saadi si mangiava il prete, insomma, più o meno. Quindi si veniva detto il Purcell de Anime perché Sì, doveva servire a sostenere le anime, cioè le necessità della sì. parrocchia di un determinato Dopo ci paese. sono dei particolari anche che da paese a paese cambiano molto. Per esempio, il pan e vin, mi sono de Caerano, San Marco. che si dice Carean, vicino a Montebelluna, anzi è Montebelluna che è vicino a Caerano. Ecco. Noi siamo campanilisti. Per esempio il pan e vin non l'avevi mai sentito, no? Altri si diceva brusare a veccia. Cioè da una parte all'altra
il dialetto cambia tantissimo. Per esempio voi dite endemo, noi diciamo un don. C'è una parola che io metto sempre come prototipo, che è andavamo, anzi no, avevamo. Avevamo, voi cosa dite qua a Treviso? Gaveimo. Noi diciamo avonvi. 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 A Vicenza dicono geimu. Cioè da un paese all'altro, a Caerano e le lumache diciamo limeghe, a Cornuda che sono 3 chilometri diventano slacar. Cioè proprio non vi somiglia neanche, insomma. Io tra l'altro scrivo anche in dialetto, penso in dialetto, scrivo sia in italiano che in dialetto, ed è difficile scrivere in dialetto perché il dialetto non è una lingua scritta, solo il veneziano era un po' una lingua scritta in qualche modo, però il veneziano è un po' diverso dal nostro, è molto più vicino per esempio al trevigiano che al nostro di Caerano, il trevigiano di città, che per esempio Montebelluna dicono Gavevimo come a Treviso, in mezzo a Caerano già cambia perché siamo metti più vicini alla montagna, diciamo, alla montagna. Però volevo parlare di 2 o 3 cose, o anzi farvi parlare a lui di 2 o 3 cose. L'emigrazione veneta è una cosa grandiosa, enorme. Allora, c'è un paesino in Rio Grande do Sul in particolare, che è la parte a sud del Brasile, dove c'è una strage di italiani. C'è un paesino che si chiama Caerano di San Marco, ha 400 abitanti, c'è una montagnola in mezzo alta 400 metri che si chiama Monte Grappa. E là sono quasi tutti di Caerano, un po' di Volpago, un po' di qua e là. Però c'è Curitiba, magari voi non lo conoscete molto, è una cittadina di 4 milioni di abitanti, 4 volte Milano, dove io conosco un italiano di origine, che ha 11 librerie solo con libri in italiano. Quindi là mi dice che ci sono 1 milione di persone che parlano italiano e hanno, cioè non è italiano, è il talian. È il talian che è praticamente è il dialetto di una volta, no? E c'è un paese, e questo vorrei farlo parlare a te, che si chiama Anarec. Anarec ha 20.000 abitanti, si chiama così, Anarec con un N solo. Una signora. Sì, possiamo raccontiamo la storia, perché è molto... La storia di Anarec, che ci sono gli anarechini o anarechesi si chiamano, e questa signora, vai avanti tu. Sì, allora praticamente c'è, quindi intanto precisiamo che quindi il talian non è l'italiano, è una coinè veneta che si è formata nel sud del Brasile a seguito dell'immigrazione di migliaia e migliaia di persone a fine 800 che sono partiti qua dal nostro Veneto ovviamente, alcuni partivano proprio in massa nelle navi, addirittura caricavano le campane della chiesa nelle navi, cioè è chiaro che uno che fa una cosa del genere è già convinto che non tornerà più indietro, che il loro paese sarebbe stato trasferito in pratica completamente al di là dell'oceano. Ecco, e tra tutte queste, e quindi si è formata questa coinè veneta, perché ad esempio anche quest'estate per caso ne ho conosciuto uno, e allora la cosa divertente è che come loro parlano, e allora dicono ma qua però voi altri qua non parlè mia tanto bene il Veneto, qua dovresti venire un fià da noi altri nel Rio Grande do Sul per parlare puito, ecco, come che se parla, perché loro sono emigrati, mi rivolgo ai ragazzi qua davanti, a fine 800, ok? Quindi parlano il Veneto, quelli di adesso, ovviamente siamo già alla quarta, quinta generazione, gli è stato tramandato un dialetto che è era quello del Veneto di fine 800, ok? Non quello di oggi che abbiamo detto molto cambiato, italianizzato. Scusa, così. E anche così tu bevi un gioco di acqua, e anche le cerimonie religiose, i riti, loro cantano ancora quelle canzoni religiose che noi adesso non ci sono più, loro le cantano ancora, quelle di una volta, mezzo dialetto, mezzo italiano,
e alcuni del mio paese sono andati laggiù e hanno registrato queste qua. È una cosa impressionante, perché neanch'io 50-60 anni fa era già più, come si dice, eravamo andati più sul moderno, magari facendo le canzoni di chiesa nuove e anche quelle diciamo in latino. Loro invece hanno ancora questo, sono rimasti là, e questa lingua è loro. Però conta la storia di Anna Rech, che è molto bella. Adesso racconto. No, ma volevo dirvi, loro fanno la messa in Veneto, qua non si fa, non si è mai fatta, non si può fare, non so, i preti che hanno detto che non va bene dire il Vangelo in Veneto. Loro lo fanno, quindi leggono tutto quanto. Io mi sono fatto mandare proprio i testi, insomma, no. Ma torniamo appunto a questa grandissima donna che è stata Anna Rech. Lei veniva da Serena, questa è storia e non è una leggenda. Da Serena del Grappa. Veniva da Serena del Grappa ed è partita sempre a fine 800, è partita lei con 6 figli. Questa donna è rimasta vedova giovane, quindi aveva perso il marito, aveva 6 figli, tra cui alcuni molto piccoli, e in particolare aveva una ragazza, una figlia, insomma, che veniva all'epoca, è stata definita storpia e non abile al lavoro, perché naturalmente quando partivano, quindi da qua andavano con vari mezzi, treno, quello che riuscivano a prendere, andavano di solito a Genova, al porto di Genova, e là partivano le navi per andare in Brasile. Avevano pagato il biglietto della nave di sola andata, ovviamente, e qui però le persone dovevano andare in Brasile per lavorare, e quindi quando hanno visto la ragazza, insomma oggi la chiameremo persona con disabilità, le hanno detto: no signora, o lascia a casa la ragazza o state tutti a casa, perché lei non può andare in Brasile, sta ragazza, perché non è in grado di lavorare. E le fonti dicono che questa signora Anna ha battuto i pugni forti sopra il tavolo e ha detto: no, Sacramento, tutti quanti noi altri andò in Brasile, perché questa insomma è la nostra famiglia, una famiglia non si può spezzare. E quindi è riuscita a convincerli e li ha fatti andare in Brasile. È andata là nello stato del Rio Grande do Sul, ha aperto un negozio de casoin, si dice, no, negozio di alimentari. Ecco, anche qua approfitto, altra parola, casoin non si dice più, mi viene detto, ma casoin deriva dal latino caseus, formaggio, quindi anche il problema è che più che perdere la parola, qua avevamo perso i casoini, gasserà sui casoini, questo lasciatemi dire è il grosso problema qua, ecco, verso i ipermercati, vabbè. Tornando alla nostra Anna Rech, lei ha aperto quindi questo negozio, lei dava ospitalità a tutti, pensate che già come era messa lei, eppure era di una bontà infinita, è riuscita anche ad adottare una piccola ragazzina orfana, nera, insomma, ecco, brasiliana, l'ha accolta nella sua famiglia, e quindi insomma tutti la conoscevano, la amavano, la rispettavano, e abbiamo le fonti scritte che quando lei era ancora viva, quindi sto parlando adesso dei primissimi anni del Novecento, 1910-12 così, quando poco dopo lei è morta, lei camminava per le vie di un paese che portava già il suo nome. Oggi infatti la cittadina di Anna Rech l'hanno scritta tutta attaccata con una N sola, lei si chiamava Anna Rech, il cognome, che è un cognome tipico feltrino. Anna Rech, ecco, camminava proprio per queste vie di questa cittadina, e tuttora la città si chiama Anna Rech, c'è il monumento naturalmente alla sua fondatrice Anna Rech. Sono circa 20.000 abitanti, mi sembra, esatto, di ricordare, e ha conservato il nome proprio. È una roba meravigliosa questa. Poi cosa? San Martino, oppure Stampa dei Martondei, ecco dai, Stampa dei questa Martondei. È una curiosità, Stampa dei Martondei sarebbe, sì, molto semplice. Era uno scherzo che si faceva nella nostra società contadina, ecco, si faceva il più piccolo di solito della famiglia, e quindi quando veniva macellato il maiale si diceva: va a ciore Stampa dei Martondei, cioè vai a prendere lo stampo per le mortadelle, per gli insaccati, ok? Stampo che ovviamente non esiste, non si fanno con lo stampo, come sappiamo,
Però questi ragazzini non lo sapevano, il ragazzino in questione, il più Andava piccolo, dalla famiglia. andava da tutte le famiglie, son vegnesto a ciò le stampe del martondai, allora tutti ridevano, e dopo alla fine lui Gli davano un capiva, sacco. sì, esatto, gli davano, bravo, gli davano, lo chiudevano insomma in un pacchetto, glielo mettevano in un Gli sacco, metteva di solito dei sassi. dentro sassi, pietre, così, e lui portava con molta fatica, non lo sapeva ancora di essere vittima di uno scherzo, arrivava là e diceva ecco portare il stampo del martondai come che il pesa, e dopo appunto aprivano e allora si capiva in tutto, e servivano anche questi a crescere, Io insomma. l'ho portato. Ecco, e te sei ancora qua, insomma, quindi Se mi insomma. ricordo, avrò avuto 6-7 anni, magari era gli ultimi stamp. E l'ho portato e poi mi hanno deriso un po', ma insomma. Volevo leggere un paio di testimonianze sul Filò, dopo magari lasciamo la parola se qualcuno ha delle curiosità, qualcosa da chiedere, non vogliamo tirarla troppo lunga. Il Filò, cos'è oggi il Filò? Il Filò essenzialmente è, ai ragazzi qua davanti, il Filò c'è anche qua a Treviso, cos'è? Sì, però. Sì, no, ma anche un bar, un locale pubblico, giusto? Dove si beve, dove insomma, ecco, al Filò. Ci sono parecchi locali pubblici che si chiamano così. Ma se dopo tu vai a chiedere, soprattutto ai giovani, ma cos'è sto Filò, in pochi lo sanno. Allora, il Filò, quindi per chi non lo sapesse, era il ritrovo tipico della società contadina che si faceva quasi sempre nelle stalle, perché la stalla era l'unico luogo riscaldato d'inverno, quindi si faceva nel periodo invernale, ok? Iniziava proprio qua a novembre, San Martino, o anche in qualche caso dai santi, dai morti, proprio all'inizio di novembre, quando iniziava a far freddo, ci si trovava sulle stalle. E cosa succedeva? Era un grande studioso come Dino Coltro, lo ha definito la biblioteca degli analfabeti, dove quindi si raccontavano delle storie, dove gli uomini aggiustavano gli attrezzi, facevano altri lavori, le donne, le ragazze lavoravano a ferro, a maglia, ma soprattutto si parlava, ci si raccontava, venivano persone da fuori, per esempio in maschera nel periodo di carnevale, e insomma era un vero e proprio punto d'incontro, insomma era il luogo social, insomma, potremmo dire, ecco, di quel tempo, è chiaro. Allora, per esempio, vi leggo velocemente alcune testimonianze che ho raccolto, dopo magari faccio una breve riassunto in italiano. Ecco, questa per esempio l'ho raccolta in interviste che ho fatto io in Valle del Mis nel Bellunese. E una signora mi ha detto allora che n'era qualche dunque con te alle storie là da Menono, perché che n'era i paravacche che indea a menar le vacche al marcade Bellun. Allora scendea a raccogliere ste foglie e dormia là sulle foglie, e allora sto paravacche al conte alle sue avventure, al disea che l'era sta a Bellun, che l'era sta in giro, al conte a quel che l'aveva vista, e l'era come il gazzettin de allora. E allora Menona la disea a Menono, via via che sti qua i portei i pedocci, e Menono gli diceva ma no, e invece ogni volta che veniva a dormire sti qua il ciapea i pedocci. Allora praticamente sta raccontando questa signora che venivano là da loro al Filò in stalla questi paravacche, sarebbe letteralmente conduttori di mucche, no? Che quindi solo per il fatto, sì, vacche si dice anche, giusto, in zootecnia. Mucche è dialetto toscano. Sì, esatto. No, io ho insegnato all'agraria e giusto? guai se uno diceva mucche, cioè, non esiste, insomma. Esatto. Lo bocciava. Esatto, e quindi anche solo essere stato al mercato, insomma, ecco, bovino a Belluno, dopo portava le notizie, è stato definito come il gazzettino di una volta. Ma volevo, ecco, prima di chiudere, leggere, scusate che ho sbagliato, ecco, queste alcune brevi testimonianze sulle donne a Filò, per capire, insomma, che ruolo avevano. Ecco, allora la prima l'ho raccolta a Trissino nel Vicentino e dice così: le vegnieso le femmine dal Friuli con un carettin, un biroccin, le venie a vendere il ciasciut, che saria i mestoli del legno, quelle robe del legno, ma le faceva tanta fatica a vendere perché scheino che ne era mia. Una volta gli era tanti poaretti che girava per le case, e allora con la sessua gli dava un pugno di farina, un tocco de poenta. Quindi praticamente, e anche la successiva testimonianza raccolta a Sospirolo nel Bellunese, quelle donne che le vendeva robe
del legno, le veniva da Erto, le vendeva a vendere il cazzotto, quelle robe del legno. Una l'aveva cominciato a vendere anche i sugaman, anche dopo la guerra. Poi non le pivegnesta, l'aveva problemi col SOM, mi ha detto la signora. Quindi praticamente c'erano queste donne che facevano centinaia e centinaia di chilometri a piedi con la gerla in spalla, venivano soprattutto dal Friuli, dalla Carnia o in generale dalla zona alpina, e quindi praticamente queste durante la bella stagione facevano, e anche gli uomini le aiutavano a fare, degli oggetti in legno come i mestoli, come altri utensili da cucina, ok? E dopo li mettevano sulla gerla e appunto andavano a venderli porta a porta, diremo noi oggi, ma andavano proprio a filò perché là sapevano che c'era tanta gente riunita e perché sapevano anche che avrebbero trovato ospitalità. Ecco, per esempio, un'altra testimonianza mi ha detto che spesso c'erano anche ragazze giovani che facevano questo lavoro qua, diremo. Però una volta non stava bene che una ragazza giovane da sola dormisse nel fienile, dormisse magari dove c'erano altra gente, in promiscuità, uomini, adulti, di tutto. E allora queste qua, mi hanno detto i testimoni, facevano un trucco, si mettevano e si metteva la vera al deo per far credere che le fosse sposà, mi hanno detto, cioè si mettevano un anello, insomma, che in realtà non era la vera fede di matrimonio, ma se lo mettevano per far credere di essere sposate e quindi in questo caso gli avrebbero dato ospitalità. Ma ecco, sentite questa e dopo magari possiamo chiudere o se volete possiamo mostrare qualche foto, insomma, ecco, anche del libro. Potrei fare anche una testimonianza mia? Sul filò? Sì? Ma sulle donne? Sì, anche, su tutto. E ora aspetta, prima lesemo questa. Questa è raccolta nella Valle del Mis, dopo ve la traduco. Al filò installa la onde che son nata mise, avea la vacca, ma non è che scendea su tutte le stalle, scendea su quelle più grandi. Allora noi tosate le ne ha insegnato a fare i calzet, gli uomini fea i manighi di rostei, delle sappe, ma gli uomini indea a dormire sulle 9:30 e allora me ami alla disea, via via tosate, metti via i calzet e la tirea fuori le carte e se dughea a briscola, a 3-7, la aveva una passione per le carte e se no se dughea la trida, il gioco della tria, che n'era scagne de legno in stalla e su qualche scagne che n'era per sotto disegnare la trida e là si metteva i fasoi per segnare i punti della trida. In pratica, se qualcuno non avesse capito, sta dicendo che si trovavano tutti insieme a filò, ma sulle 9:30 gli uomini andavano a dormire e allora c'era la zia di queste ragazze che diceva via via ragazze, mettete via adesso il ferro, la maglia, i punti, il ricamo, ste robe qua, che adesso ci divertiamo, e quindi prendevano gli scagni di legno, quelli per la mungitura, insomma, li capovolgevano e sul fondo dello scagno di legno c'era disegnato il gioco della tria e usavano dei fagioli per segnare i punti, insomma, ecco, era un modo per divertirsi, insomma, ecco, particolare così. La mia esperienza è leggermente diversa, no? Noi andavamo su una famiglia vicino, questo è durato fino agli anni, diciamo, 1960. Mi sono del 49, avevo sui 10 anni, dopo sparia questa tradizione qua. E mi ricordo che noi altri tosatei, e mi metteva, era una specie dei sac, dei querte per terra, e se aveva qualche, non mi ricordo cosa, qualche cianfrusaglia da giocare, magari una baetta da tirarsi, eccetera. E ora che era gli uomini da una parte, che non è tanto vera che manco là chi lavorasse, più che altro giocava le carte, e femmine da che altra banda e fava sì qualche lavoretto, però e diceva sempre il rosario. E ora che era il rosario da una parte, da che altra gli uomini che sbrissava anche qualche saracca, qualche ecco come si dice. sacramento, e quindi più o meno se compensava, no? Se un coso, un grande, un guaio e fa un sacro e un profano, potremmo dire così. se mediavano. E mi ricordo che nel nostro caso non mi ricordo che gli uomini lavorasse, si giocava in carta, insomma. E dopo un altro piccolo particolare che ho vissuto personalmente, quando che se veniva a casa dell'università, si accompagnava da Trento, si accompagnava un amico che l'aveva a Lamon, l'aveva sua nonna che a me fava il caffè con la baia. Non so se avevi visto ancora
E era una baia che se verve, se sera, e metteva dentro, no caffè, metteva dentro orzo, qualcosa, insomma, e smissiava e dopo gli metteva sul fuoco, no? E dopo mi contava che lei partiva, non so se a sera, adesso non mi ricordo, o a mattina presto, e andava a vendere tipo che robe ha del legno, cucciari, mestieri, quel che aveva là, a Montebeuna, dalla Mon a Montebeuna, cioè, e quindi ora 4-5 ore penso di cammino, ma minimo, e andava a fare il marcà a Montebeuna. Secondo me partiva già a sera, forse, adesso non mi ricordo, e dopo gli vendeva quel che riusciva a vendere, ma più che vendere gli fava cambio e gli dava altra roba. Adesso non può essere, qualcuno parla di sale, di prodotti alimentari o Sì, era molto diffuso il baratto una baratto, e volta. tornava su in giornata. In giornata tornava a Lamon, cioè se uno sa Lamon, le tante in su de Feltre, arrivare a Montebeuna, insomma, cioè in macchina te vuole un'ora. E questa particolare qua di sta sonona che raccontava quando che ieri dove fave così e veniva do a Montebeuna, ti tu siedi a Careanda a Montebeuna, sì, veniva l'ami. Bon, e questo è tra l'altro il dialetto. Ne ho scritto anche indietro, mi scrive indietro, ma vedete Elena Fadiga, perché appunto, come che ho detto prima, il dialetto è una lingua parlata. Però che sia un po' di conservazione di questa non è niente male, insomma. Ecco, e magari finiamo con una testimonianza che ho raccolto l'anno scorso nell'Altopiano di Asiago. Questa è una giovane mamma, Anna Maria, di 32 anni, che mi ha raccontato, insomma, il senso della grande erogazione. Ad Asiago ancora oggi viene fatta la grande erogazione, dal latino erogare, chiedere, insomma, ecco, dove si percorre a piedi. L'ho fatta anch'io, sono oltre 30 chilometri a piedi, che si fanno lungo tutto il perimetro della parrocchia proprio di Asiago, no? E allora, ecco, vi leggo questa testimonianza e dopo chiudiamo e sentiamo se avete magari voi qualche domanda. La grande erogazione per noi, questa l'ho messa come per testimoniare la continuità della tradizione, ok? Almeno in alcuni luoghi, in alcuni contesti. La grande erogazione per noi ha un significato pazzesco, nel senso che noi siamo nati tutti con queste tradizioni e infatti ora i miei figli, piccoli o grandi che siano, vengono portati a rifare queste tradizioni e all'inizio spieghiamo loro tutto il significato che esse hanno. Noi da sempre, la sera prima dell'evento, ci troviamo con tutte le donne di famiglia e prepariamo le uova, le coloriamo e dopo spieghiamo anche ai maschietti l'usanza di andarle a chiedere col cappello in mano, per cui i bambini nascono con queste tradizioni nel cuore. Spieghiamo sempre anche il lato religioso, perché appunto questa non è una parata, anzi la religiosità rappresenta secondo me il valore aggiunto. La grande erogazione viene fatta sempre, con qualsiasi condizione atmosferica o dei partecipanti, e si vede il grande senso di comunità che appare in questa occasione. Ad esempio nella ripida salita al Monte B, detto Monte Katz in cimbro, perché l'antico dialetto nell'Altopiano di Asiago è il cimbro, l'antico tedesco, no? Dove ci si aiuta tutti, anche chi non si conosce, con un incoraggiamento, un po' d'acqua o con una mano offerta per stare in piedi. Si cerca di far partecipare anche i malati. Io ad esempio avevo mia nonna in carrozzina e quindi lei veniva portata nelle varie sedi di tappa come il lazzaretto, che erano raggiungibili anche con la carrozzina. Anche molti giovani come me, ritenuti solitamente distanti al giorno d'oggi da queste tradizioni, partecipano senza indugio, nel senso che abbiamo forse la fortuna di essere cresciuti in un paese piccolo dove questo è quello che ci è stato tramandato, non c'era una possibilità di alternativa. Ad esempio anche i ragazzi delle scuole si organizzano per fare la grande erogazione e pertanto a ogni età diversa ha il suo motivo per farla. Quindi questo è una cosa penso molto importante, cioè ogni generazione ha il suo motivo per farla. I ragazzi lo fanno per stare insieme con i propri coetanei, per ritrovare quelli che vengono da fuori. Stanno proprio quel giorno, chiudono le scuole nell'Altopiano di Asiago, in quel sabato là vengono chiuse le scuole.
Va bene, io direi che possiamo fermarci qua, ma se c'è qualcuno adesso che ha qualche curiosità, qualcosa da chiedere, insomma, ecco, io e Danilo siamo a vostra disposizione. Grazie intanto della vostra attenzione. Prego. È diffusa? Ma no, anche Sì, sì, è diffusa un po' in tutto l'arco alpino, adesso anche questa è una tradizione che è stata ripresa in molti, ci sono molte tradizioni che sono cessate di esistere per un periodo storico e che adesso sono state riprese. No, no, ma questa è una cosa comune in tutto l'arco alpino e infatti mi dà, grazie della domanda, perché mi dà modo di precisare che quindi molte di queste tradizioni non sono tipiche solo del Veneto, sono comuni, con le varianti ovviamente del caso, sono diffusissime in area addirittura non solo italiana ma europea, insomma, ecco, proprio in molti aspetti. Negli Abruzzi, Molise e Puglia facevano chilometri e chilometri e ci sono tuttora i percorsi della transumanza. Poi c'è anche la transumanza, vuol dire che andavano nella stagione buona, andavano nei pascoli e poi invece d'inverno tornavano nelle Sì, a fine stalle. stagione, Per insomma. esempio, io lavoro anche per esempio nel Primiero, c'è una domenica, ma non solo nel Primiero, mi sembra anche a Agordo, eccetera, loro fanno il che chiama la desmontegada, cioè chi viene da montagna. Esatto. E là chiaramente non è più, è solo, ora ti mette una diesina de vacche, che mette tutti i fiori, i cosi, e va tutti drio, e parte dai pascoli alti e arriva a Fiera Primiero o a Tranasacqua e da che altra parte a Agordo. A Desmontegada per loro adesso le diventa con tutti i dépliant, Sì, un evento pubblicità, turistico, ecco. tutti che va a vedere, anzi che il di là non è neanche ad andare perché le piene, insomma. Qualche altra curiosità, domanda? Sì. 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 Ma sì, ma secondo me lei ha già detto bene, insomma, il punto fondamentale, cioè è una ricchezza culturale, è una varietà culturale. Allora, se vogliamo metterla a livello linguistico, bisogna anche un po' sfatare un altro mito per cui ogni paese parla un dialetto completamente diverso. Questo non è vero, basta studiarlo, viene studiato a livello ovviamente universitario, non solo, c'è una base comune, una koiné comune veneta, per questo dicevo i linguisti dicono che il veneto è una lingua unitaria con tanti dialetti, con tante suddivisioni, ma proprio il senso, come anche lei diceva, il fatto di mantenere, è questo la ricchezza, cioè non avrebbe senso dire, boh, siccome a Treviso, a Venezia si dice ndemo, bevere il caffè, in tutto il Veneto dobbiamo insegnare a dire così. No, perché è una perdita anche questa di diversità, insomma ci sono dei motivi storici e geografici per cui per esempio qua nel Trevigiano, come sapete, da destra a sinistra Piave cambia abbastanza, insomma, il modo di parlare. Ma il più delle volte non è una lingua diversa, sono le desinenze
delle parole Giusto. verbali che cambiano. Cioè ndon, demo, il perer, il peraro, il moraro, il mussato, il musso. Però io se sento un dialetto della sinistra Piave, di Pieve di Soligo, eccetera, è diverso, mi fa da ridere, però capisce tutto, insomma. Cioè, lo capisci, perché la base è quella, pochissime sono le parole diverse. Completamente diverse. Cioè, per esempio, noi altri, vieni tu baiar, si diceva baioni, invece a coso è famosa Spieghiamo magari per i giovani, i baioni non sono i palloni da calcio, è una domanda, balliamo, baioni, volete mentre che invece balliamo? è famosa di due ragazzi a Pieve di Soligo che gli ha detto, cioè loro per dire che andiamo a ballare, gli ha detto dottore, balene. E queste non la caccia tanto bene, immagino. Che dice ecco. balene, cioè, magari una gli era un po' grossa, invece loro hanno la desinenza andene, noi diamo andon. Scusa demo, Danilo, però c'era un signore Sì, prima sì, che sì, vadano scusa. via che aveva alzato la mano. Prego, guarda quanti. Sì. Parla più forte che si sente là. No. Le impiraresse sono quelle che impiravano le perle, cioè facevano le collane con tutte le perle, no? Le impiraresse quando lavoravano, no, tra di loro condividevano la tempistica anche del lavoro e poi contemporaneamente anche il modo per passare il tempo, eccetera, cantando. Cantando. Allora, una domanda molto semplice è questa. Nei nostri lavori, posso assicurarle che alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Veneto, su 100 persone che lavoravano, quasi 70 lavoravano ancora in campagna, ma c'era un'organizzazione scientifica dentro la famiglia, no? I compiti, i vecchi, i giovani, le donne, i ragazzi, no? E facevano tanti lavori, perché al di là dell'attività principale poi c'è anche una serie di lavori collaterali, compresi quelli che diceva lei, tagliare il legno, eccetera. In tutti questi lavori qua, no? Non erano mai individuali, si insegnava ai vecchi, si insegnava al bambino e si accompagnavano anche con... Non sento mai parlare, ecco, di questo aspetto qui, no? Che è comunicativo, che però è anche... Cioè del canto lavorando, del sta dicendo canto lei. che si faceva lavorando, ecco. Dopodiché ho sposato una bellunese, no? Io abitavo a Belluno, studiavo a Venezia, perché ho una... No. Quando si tornava a Belluno, sabato sera si diceva Don e Stone cosa fone. Poi quando andavi a Oronzo diceva, ti sentivano parlare così e ti dicevano c'è vuosto. Quindi... Sì, potremmo dire il mondo è bello perché è vario. No, ma il canto nel lavoro davvero era una cosa diffusissima e quindi il canto veniva proprio a scandire, come diceva lei, i ritmi stessi del lavoro. Durante la vendemmia si cantava, durante la trebbiatura si cantava, ok? Ma era un modo anche per, in un certo senso, almeno secondo me, per condividere la fatica, mi spiego, cioè quello che si fa insieme, quello che si fa cantando, quello che si fa in allegria, era un modo, in un certo senso, per sentir meno la fatica che c'era, e tanta, perché non stiamo parlando di lavoretti così soft, si direbbe oggi, stiamo parlando di lavori duri, agricoli, insomma, però cantando insieme, insomma, ecco, passa un po' tutto, ecco. Io ho scritto un vocabolario del dialetto purtroppo 50 anni fa e mi è successo un fatto particolare, no? Allora andavo dal cacciatore che mi diceva il nome di tutti gli uccelli, no? Andavo e sono andato dal falegname, il papà di un mio amico, che mi diceva il nome di tutti gli attrezzi, no? E c'era là anche sua moglie, la mamma del mio amico, no? Allora, lui abitava in piazza Montebelluna, lei abitava a Mercato Vecchio, non so se sapete, è sopra la collina di Montebelluna. A un certo punto si sono messi a sbaruffare perché diceva no che non si dice così, sì che si dice così, no che non si dice così, perché da là a là avevano effettivamente delle parole diverse e tutti e due avevano ragione, per cui ho dovuto sospendere
e intervistarli uno alla volta, perché sennò non andava, no. A Cairano, al mio paese, Cairano è fatto a Cuneo e c'ha un fondo, un posto che si chiama Casonere. Quelli là parlano diverso dal centro, perché parlano come quelli di Castelfranco, perché venivano battezzati, si sposavano, andavano a Cairano, però andavano a messa a Caselle di Altivole, che insiste su Castelfranco, e quindi loro per esempio a Cairano, noi diciamo il Perer, il Morer, il Pomer, loro il Morero, il Moraro, il Peraro, il Nit, sapete cos'è il Nit? Il nido, loro il Gnaro, solo nello stesso paese contava molto dove andavano a messa, contava molto dove c'era il rapporto umano, insomma, dove si andava in osteria là, oppure andava a messa là e parlava come quei. Bene, non Prego. so se c'è qualcun altro, sì? 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 Sì, ho sentito che c'era questo progetto di questo corso, non ho ancora avuto modo... Sì? Grazie della segnalazione. Il problema è che sia io che lui abbiamo già 50 progetti sì, appunto. in cantiere. Che non facciamo solo questo. No, ma anche io che faccio libri, no? Che faccio l'editore, difatti sono il manovale. No, ma è giusto, Sì, è giustissima bellissimo. la sua osservazione. Grazie. Altri? Ecco, allora magari ci salutiamo, vi lascio con l'immagine. Questi sono i miei bambini, ora sono cresciuti, qualche anno fa, davanti, così pensierosi in posa, davanti al Panevin, e quindi voleva essere un messaggio finale, insomma, ecco, queste tradizioni le vogliamo anche tramandare ai bambini, ai ragazzi, oppure no? Ecco, lascio la domanda aperta a voi. Grazie a tutti, buona serata. No, donti, stonti, cosa fonti? Carete musata, tutto sul posto. Chi tu fa a Carean, a Montebeuna, è il mussato. Tanto cosa che lei? Cosa?